Don Silvio, tu sei anche un formatore di giovani salesiani. Possiamo partire da qui per dire che cosa aspetta il futuro prossimo della congregazione da questo punto di vista? Sì, lo stare con i giovani salesiani è una grande grazia, quindi io intanto ringrazio tutti quelli che hanno questa opportunità di prenderla proprio come un dono speciale che il Signore fa, anche se la formazione abbraccia tutta la nostra vita. Nessuno spunta dal nulla, dal nostro concepimento fino alla fine dell'eternità siamo sempre in formazione perché stiamo tutti maturando verso la pienezza della vita. Lo stare con i giovani salesiani è come un po' un tornare all'inizio, tornare a chi si entusiasma per Don Bosco in così tante parti diverse del mondo e vuole regalare la sua vita come ha fatto lui, al Signore e ai giovani. Quindi c'è tanto da imparare da loro, non sono tanto cose da trasmettere a loro, ma un cammino che si fa insieme. Qui siamo a Valdocco, possiamo chiederci, fra Domenico Savio e Don Bosco, chi ha fatto diventare santo chi? È Don Bosco Domenico Savio o è Domenico Savio Don Bosco con i suoi ragazzi? Quindi è sempre un incontro che si fa e che permette insieme di rispondere sempre più a quello che il Signore vuole da noi e così a formare la nostra risposta giorno per giorno. E qui al capitolo si è anche detto e sottolineato la necessità di avere una formazione permanente, dunque gli adulti, i più anziani non sono esclusi dalla... Certamente, anzi nelle nostre Costituzioni quella è l'unica formazione che esiste. Già nel 1984, quando le hanno redatte, la versione che ancora usiamo, quello è il criterio principale. Siamo tutti sempre in un cammino di crescita e ci sono alcune fasi iniziali di questa unica formazione permanente, molto importante perché chi ben comincia è a metà dell'opera, però è fondamentale avere questa visione che siamo tutti in un cammino di crescita e tutti possiamo aiutarci a progredire, andare avanti, che non è soltanto in funzione di essere noi migliori, ma è importantissimo per la missione, perché noi trasmettiamo quello che siamo ai giovani a cui siamo mandati. Per realizzare questi obiettivi occorrono anche delle strutture. Cosa bisognerebbe ritoccare, migliorare dell'attuale sistema formativo? Sì, certamente ci vogliono, come si dice, sai che sono stato tanti anni in Africa, per formare un giovane ci vuole l'intero villaggio, no? Per far crescere un ragazzo, e così ci vuole un investimento grande di energie e di strutture. Io penso che il principale sono sempre le persone, perché la formazione fondamentalmente è una relazione, quindi la cosa che conta di più è creare relazioni significative e buone, tali da far crescere gli altri, perché poi a sua volta questo sarà quello che trasmetteremo. Prendiamo una parola che qui a Valdocco è una magia, il sistema preventivo. Se uno lo sperimenta nel cammino che fa, anche quando guarda da vicino la vita salesiana come suo futuro, se lo sperimenta dalle prime fasi in poi, c'è buona probabilità che sarà anche quello che saprà trasmettere una volta che poi avrà responsabilità, avrà lui da fare. Se invece è debole l'esperienza, sarà anche debole la trasmissione. Quindi la struttura principale è il nostro cuore e chi ci aiuta a formarlo. Poi è certamente legato a questo anche tante altre cose che permetteranno di creare ambienti, comunità che rendano possibile questo tipo di relazioni. Ed è emerso il tema della cura reciproca nelle comunità più piccole dove i salesiani si radunano e operano. Certamente, perché anche per il tipo di internazionalità, interculturalità che noi stiamo vivendo, le relazioni anche fra le differenze sono così fondamentali. Siamo differenti per età, siamo differenti per origine. Se impariamo a far sì che questo diventi tutto un cammino di comunione, questo diventa anche un grande dono per questo nostro mondo che è così lacerato. Ed è possibile. Io ho avuto la grazia proprio di stare sempre con tante nazionalità diverse. La comunità da cui vengo, siamo in 27 paesi sotto lo stesso tetto. Può essere una sfida ma anche una grande opportunità. Riuscire a creare relazioni che ti fanno crescere in questa diversità è una grande profezia che fa bene a chi le vive e diventa la nostra missione anche per chi incontriamo. Se bisogna costruire i cittadini del futuro siete sulla buona strada. Io penso che sia l'unica strada. C'è un bel detto di un cantautore che dice che siamo tutti pellegrini su questo mondo. Quando innalziamo confini diventiamo migranti, ma siamo tutti in viaggio, siamo tutti in viaggio.
E allora riuscire a sperimentare questa comunanza di ciò che è fondamentale fa sì che il viaggio di ciascuno diventi una ricchezza per chi mi cammina accanto. Se invece non siamo capaci a scoprire questa ricchezza, si cominciano ad innalzare barriere e ci facciamo dei danni a vicenda.